Io lascerei la parola a Filippo Moretto, che è il nostro presidente di Rovigo. Filippo ha ripreso la gestione di Angelo Zanellato, che insomma ci ha seguito per tanti anni come agrotecnici, e anche se è da pochi mesi che è il nostro presidente, stiamo già anche come consiglio facendo tantissime cose. Abbiamo partecipato a un hackathon, quindi a delle idee innovative per il nostro territorio, sempre collegandosi a quello che dicevamo prima. Insieme a Filippo abbiamo ideato un'app che si chiama Nutrion, un po' strizzando l'occhio all'aspetto ironico della cosa, ma senza invece dimenticare l'utilità e la difficoltà che hanno i consorzi di bonifica e tutti gli enti che lavorano nel territorio quando si trovano ad affrontare il problema delle nutrie, che ahimè qua in Polesine è molto sentito. Abbiamo presentato vari corsi, tra cui uno in particolare sui giardini, quindi insomma a dimostrazione che gli agrotecnici possono vantare un ampio vantaggio di professionalità, e anche in questo caso abbiamo dato delle idee al Comune di Rovigo su come poter in qualche maniera migliorare la nostra progettualità anche nel fatto di aree verdi e landscape design. Quindi Filippo, ti chiedo il tuo intervento. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie a questa platea veramente numerosa e importante. Ringrazio le autorità presenti e in particolar modo il vice sindaco, grazie ancora di questo bel dono che ci onora davvero, perché poi siamo in un luogo, e grazie anche Presidente Tugnolo dell'ospitalità di oggi, siamo in un luogo che è non solo bellissimo ma anche iconico per il nostro territorio e anche per quello che rappresentano, nel senso che sappiamo bene che questa idrovora non ha smesso di funzionare perché fosse così mal ridotta piuttosto che mal gestita, tutt'altro, ha smesso di funzionare perché qui il suolo è andato giù, dicevamo prima, anche di 4 metri in conseguenza della subsidenza, e questo è qualcosa che ci deve far davvero pensare a anche come professioni tecniche, no? Nel senso, abbiamo un dovere davvero grande nei confronti del territorio che abbiamo in custodia. E questo rende anche più gravosa l'opera di rappresentanza di una professione tecnica in questi anni, perché diciamo il nostro lavoro non può essere quello di una speculazione astratta, no, su concetti così legati all'ambiente, al territorio, ma deve essere fatto di un confronto e di un colloquio anche con le realtà che vivono in questo territorio. E questa giornata vuole essere un po' questo, no? Un'apertura al mondo che ci sta attorno, per farci conoscere ma anche per conoscere e per essere presenti. Se la giornata di oggi è stata possibile è per una serie di fattori, di cui il primo è seduto qua in sala, no? Nel senso, le persone che ci supportano, siano esse iscritti o siano esse autorità del territorio, ci avete dato una grande mano e vi ringrazio di essere qua oggi. Il secondo è legato alle persone sul palco invece, perché diciamo dai consiglieri, dal Presidente nazionale, ai consiglieri titolari di carica, al Presidente di Empaia, insomma io direi che se non è una spinta ad andare avanti questa, poco ci manca, insomma. E ultimo ma non per l'importanza, il terzo fattore è legato alle persone che hanno lavorato attivamente allo svolgimento di questo convegno. Qui ce ne sono tantissime, fare i nomi sarebbe forse brutto, ma i consiglieri che si stanno dando da fare in questi mesi vanno ringraziati e abbracciati, e io voglio farlo idealmente, anche se non possiamo abbracciarci perché c'è il Covid, ma lo faccio idealmente perché è davvero un grande piacere. Andiamo un po' al dunque, no? Ho parlato di territorio prima, territorio non a caso, perché la nostra professione è una professione che si fa sul territorio e per il territorio, e comprendiamo aspetti sì agricoli produttivi ma anche ambientali ed economici, e il nostro lavoro si svolge a stretto contatto con gli operatori e con le imprese e con gli enti che sono presenti sul territorio. Tutta questa realtà si dà peraltro un grande affare, perché se ci pensiamo
a quello che abbiamo in questo Polesine, viene un altro sprone a fare sempre di più e sempre meglio. Penso a, non so, per esempio alle denominazioni tipiche che sono presenti nel nostro territorio, da il riso del Delta, l'insalata di Lusa, il radicchio di Chioggia che si fa ovviamente anche da questa parte, la cozza di Scardovari, l'aglio bianco, ma arriva a tutta quella filiera agroalimentare che sempre di più, dalla birra al riso, ai trasformati del riso, a tantissime cose che stanno davvero prendendo un gran piede anche tra i consumatori. Ma questo non è l'unico aspetto che caratterizza il nostro Polesine, lo sono anche i presidi ambientali. Giochiamo facilmente la carta dell'acqua stamattina, no? Quanti paesaggi fluviali, agricoli, rurali abbiamo in questa nostra realtà polesana, e non è un caso se la seconda parte di questo convegno l'abbiamo voluta proprio immersi, letteralmente immersi, perché saremo in acqua, letteralmente immersi nel territorio, perché è un contatto che non dobbiamo dimenticare o perdere. Non vorrei però limitare a questo la rappresentazione del territorio polesano, perché questa sala, voi che siete qua oggi, questa sala dice molto di più. Sono presenti, dicevamo, enti locali, i consorzi di bonifica, le associazioni di consorzi di bonifica, e anzi ringrazio il Presidente Francesco Cassaro che ha fatto un bel po' di strada stamattina per essere qui, insieme anche ad altri che hanno fatto davvero tanti chilometri, questo ci impegna e ci onora. E abbiamo le scuole, no? Abbiamo le università, abbiamo le organizzazioni agricole, altre organizzazioni professionali, abbiamo gli agrotecnici di diverse ragioni, non ultimo il Presidente del Collegio di Trento, insomma, che voglio dire, un'altra persona che ci ha davvero onorato con la strada che ha fatto per essere qui. E questo perché lo dico? Perché è questo il territorio a cui vogliamo guardare, no? È un territorio fatto di specificità ambientali e produttive, ma anche di relazioni. E per essere in questo territorio dobbiamo sicuramente conoscere e farci conoscere, e questo è un po' un obiettivo anche di mandato, diciamo così. Perdonatemi se oggi magari abuso un po', nel senso che parlo del tema odierno, ma lo faccio anche come un po' come un'inaugurazione del nostro mandato, no? Nel senso, siamo qui da circa 6 mesi come elezione, quindi siamo ancora freschi, abbiamo insomma anche qualcosa da dirci tra di noi per dare una direzione, un senso a questo mandato. Questa giornata, dicevo, è essenzialmente questo, cioè la volontà di dialogare, di collaborare con tutti i soggetti, con tutti voi che siete qui oggi. E questa apertura la facciamo da polesani, no? Nel senso con l'umiltà che ci caratterizza, nel senso non vogliamo insegnare niente a nessuno, ma vogliamo portare un contributo, ma lo facciamo anche con la determinazione, forse anche la testardaggine, che è un po' la pasta madre di ogni polesano che un po' finisce in giro per il mondo. E faccio allora una piccola digressione, no? Su chi siamo e su cosa proponiamo, e mi fermo alla realtà di Rovigo, Presidente, poi ci penserai tu magari ad allargare il campo. E parto, come chi mi conosce sa che parto sempre da distante. Giuliano, se puoi mettere una slide. Ecco, quando riordinavo qualche tempo fa le idee su cosa dire oggi, le mie sono sempre idee molto confuse, no? Ampie, mi sono imbattuto in questa foto. Questa foto ormai è celeberrima, no? È la spigolatrice di Sapri. La spigolatrice, no? Per chi si ricorda le spigolatrici, cioè, vai pure Giuliano, cioè sono queste, no? È un po' diverse. Chi sono le spigolatrici? Sono quelle signore tipicamente che andavano nei campi dopo la mietitura a raccogliere le spighe che rimanevano disperse, no? per i campi. E la spigolatrice di prima sembrava, come ha detto forse qualcuno, un po' la spigolatrice dell'Isola dei Famosi, no? Più che una spigolatrice dei campi. Ma perché dico questo? Perché mi interessava la percezione di una certa professione, no? E diciamo l'artista lì ha messo la sua percezione di una spigolatrice dell'Ottocento, che a me sembra un po' distante dalla realtà, e mi limito ad un giudizio così professionale, non né estetico né politico, non è questo il fine, ma diciamo mi sono chiesto, ma quale sarà la percezione che si ha degli agrotecnici nella nostra società e nel nostro territorio polesano?
Onestamente non lo so, io mi limito a darvi un'idea, qualche parola per definire una percezione, quella che potrebbe essere una percezione degli agrotecnici. E siccome mi piace esagerare, io vi consegno 3 parole che diciamo, possono connotare questa giornata e anche un po' il nostro mandato e anche un po' la percezione degli agrotecnici. La prima di queste 3 parole è coesione. Coesione, perché quando abbiamo pensato di realizzare questo convegno eravamo pieni di entusiasmo ma anche pieni di dubbi, perché insomma c'è il Covid, saremo in grado, saremo pronti, e abbiamo telefonato al Presidente Orlandi qui presente e ho detto: ma quali dubbi? Dico: bene Presidente, fatelo, vengo anch'io, anzi di più, è venuto anche Giorgio Piazza, Presidente di Enpai, è venuto Alessandro Maraschi, nostro rappresentante sempre della Cassa. E se non è coesione questa, cioè ci avete fatto sentire una vicinanza e una presenza davvero notevole. Un piccolo collegio quindi ha qui 2 presidenti nazionali di altrettanti enti, a me non sembra cosa da poco. Ma coesione è una parola che per noi viene da lontano, perché il nostro collegio, in anni che adesso sembrano lontani, ha sofferto parecchio. Ha sofferto divisioni, ha sofferto lungaggini burocratiche amministrative e ringrazio anche Lino che è presente, gli ultimi 2 presidenti sono qua con noi. E diciamo, abbiamo saputo ricostruirci grazie alla tenacia e alla passione di alcuni e oggi quei tempi sembrano lontani proprio per questa ragione, ma quel passato non è una bandiera logora, e non lo sarà nel corso di questo mandato, è una medaglia semmai, e su quella continuità, su quella coesione vogliamo andare avanti, perché se siamo qui oggi è proprio frutto di quelle fatiche ed è disperdere quelle fatiche è uno spreco che non possiamo assolutamente permetterci. La seconda parola è diversità, perché la necessità di coesione non deve cancellare la diversità e le specificità che ognuna delle nostre realtà particolari ha localmente. Ignorare queste diversità sarebbe un errore di superbia e non è questo il caso, ma sarebbe anche un errore di strategia e non possiamo permetterci neanche questo. Ma peraltro è anche il nostro DNA di agrotecnici che ci impone di custodire la diversità. E mi fermo sempre alla realtà di Rovigo ho scattato una foto degli ultimi 5 anni del nostro collegio. Potevo fare di più, ma 5 mi sembravano già sufficienti per andare a dire quello che mi premeva. Negli ultimi 5 anni abbiamo avuto a livello di nuovi iscritti una suddivisione equa tra uomini e donne, un'età media al momento dell'iscrizione, ovviamente perché poi gli anni passano, di 32 anni mediamente, no? Quindi insomma, iniziamo a vedere una professione cioè dei professionisti che non sono né troppo giovani per essere inesperti, né troppo avanti per aver perso quel quid, no? Quella voglia di fare. E quindi io credo che come agrotecnici iniziamo a mettere sul mercato delle figure che sono ben spendibili, che hanno già una loro capacità di agire. E questo diciamo, incremento, no, di forze fresche ha visto un 80% di laureati. Parlo di laureati per esempio nelle scienze agrarie e ambientali, nelle scienze naturali biologiche o nelle scienze economiche, perché il nostro albo è anche questo. Ma qui magari lascio la riflessione a te, Presidente. Qui mi pare che tutto sommato andiamo a coprire bene anche le 3 dimensioni, no? Sociale, ambientale e economica della sostenibilità, e non mi pare poco, insomma, come bagaglio per il futuro. Abbiamo poi espresso, lo chiamo in maniera impropria ma solo per farvelo capire, un consiglio di amministrazione, tolto il sottoscritto, che è anche lì equamente diviso in 3 uomini e 3 donne, e estremamente bilanciato anche in termini di presenza di laureati e di diplomati, che sono un po' il DNA del nostro ente.
Ho parlato dei laureati come fattore benefico, ma questo non l'ho fatto a detrimento dei nostri ottimi diplomati nelle scuole agrarie, che per me rappresentano ancora oggi un fiore all'occhiello dell'istruzione superiore. Ma l'ho detto perché questo segna anche un passo di diversità e di discontinuità con il passato, nel senso che per esempio iniziamo ad avere degli agrotecnici che svolgono questo ruolo all'interno della pubblica amministrazione, e questo è a tutti i livelli, perché abbiamo dagli enti locali ai ministeri, e questo credo che sia un bel segnale di un cambio di passo che produce ulteriori stimoli e ulteriori opportunità. La terza parola, ve ne avevo promesse 3 e 3 saranno, la terza parola è passione, perché senza passione, senza voglia di farcela, senza voglia di faticare, anche il talento più cristallino probabilmente rimane inespresso. Gli agrotecnici polesani hanno bisogno di passione, anche perché siamo una terra di grandi faticatori e non possiamo che guardare al futuro con la determinazione, la convinzione e la voglia di spendersi, e anche con la voglia di imparare dai nostri errori, perché anche questa è una forza molto importante. E questo luogo mi ispira a una riflessione sul Polesine e sugli agrotecnici del Polesine. A novembre sappiamo bene, tra l'altro oggi siamo in un'altra ricorrenza importante che è quella del Vajont, no? È il 9 ottobre, ma a novembre avremo invece un'altra ricorrenza che è quella dell'alluvione del 1951, alluvione che abbiamo molti motivi per ricordare, ma diciamo questa riflessione mi ispira un auspicio anche per noi polesani e per noi agrotecnici, perché se abbiamo tanti motivi per ricordare l'alluvione, ne abbiamo altrettanti per ricordare tutte le cose che abbiamo fatto positive in questi 70 anni, perché per fare in modo che oggi il rischio di alluvione sia qualcosa con cui si può convivere serenamente. Ecco, allora io vorrei dare come l'impressione di rovesciare un po' la medaglia, no? Guardiamo le cose belle che sappiamo fare, guardiamo alla capacità che sappiamo esprimere, e perché diciamo abbiamo la necessità e la capacità qui in Polesine di sapere intraprendere grandi opere. Questo però necessita di passione. Quindi coesione, diversità e passione rappresentano i 3 nodi al mio fazzoletto di giovane dirigente di questo ente, e la mia è con l'unica speranza, che è quella di portare qualcosa di buono per le persone che mi hanno dato fiducia. Continuo a guardare in casa nostra, avendo detto già tante cose, anche troppe, spero di non dilungarmi, e consegno però magari la riflessione a chi potrà svilupparla di più e meglio. Il collegio sta crescendo, il collegio locale ma anche il collegio nazionale, e abbiamo bisogno di strumenti di governance, a mio avviso, che sostengano e spingano questa crescita nel tempo, perché abbiamo bisogno e necessità di guardare al futuro con progettualità e non con preoccupazione, magari con la preoccupazione di stare agganciati a un treno che corre. Quindi coesione è una parola che vorrei applicare anche a tutti i collegi del Veneto, e ringrazio peraltro Pierluigi Rigato, Presidente della Federazione del Veneto, che ci ha onorato della sua presenza e con cui insomma iniziamo a condividere, no, qualche momento, seppure in pochi mesi. Perché abbiamo tante battaglie comuni come collegi del Veneto, e credo che sia un valore aggiunto e forse anche una necessità quella di iniziare a giocarle assieme, perché davvero c'è la possibilità per esempio di dotarci di strutture collaborative o di condivisione di mezzi e scopi, o condivisione anche di momenti come quello odierno, per dare linfa e bagaglio e futuribilità alle nostre strutture. Vi è poi il tema della cassa previdenziale, che è un pilastro fondamentale del nostro essere professionisti e lavoratori. Qua ci sarebbero 1 miliardo di temi, ma insomma abbiamo anche persone qualificate per aprirli, perché la gestione di Empire si è caratterizzata in questi anni per moltissime azioni positive che sicuramente ci verranno raccontate, sia in termini di performance degli investimenti e quindi del servizio reso agli iscritti, ma anche di un certo piglio, insomma, che ha fatto in modo che anche a livello locale assistiamo ad una migrazione da
professionalità affini alla nostra, verso gli agrotecnici, e io penso che sia per tante cose positive che stiamo cercando di porre in essere, ma penso che sia anche legato alla sostenibilità della nostra previdenza. E magari sentiremo qualcosa in più anche su questo tema. Ovviamente le pagine non si girano mai quando è il momento giusto e bisogna sempre avere... Mi dai una mano, Alessandra? Non perché ci siano scritte cose fondamentali, ma perché la coesione, vedi? Grazie Presidente. Gestire oggi i fondi previdenziali non è affatto semplice, no? Ci sono tanti temi, la sostenibilità economica della cassa è il primo, perché senza di quello non si va da nessuna parte, ma per esempio anche scegliere su quali investimenti puntare, dalla logica degli investimenti più di stampo ambientale, dal sostegno al territorio, penso che sia un'altra partita non semplice, e io sarei curioso che insomma, ci diceste oggi tutte le cose che invece vengono fatte in questo senso. Direi che concludo, siamo ancora in un altro inverno di Covid e questo sicuramente non ci riempie di entusiasmo, però come vedete non ci ostacola neanche così in maniera forte, e noi stiamo cercando invece di uscire allo scoperto, e lo ribadisco ancora una volta, per noi uscire allo scoperto vuol dire farci conoscere e collaborare con tutti voi che siete i soggetti presenti e preposti allo sviluppo del territorio. Concludo con un auspicio, ma lo faccio così ricordandolo a me stesso più che a voi. È una frase di Confucio, sempre no, la tocco piano, che dice che l'uomo che muove una montagna inizia spostando piccole pietre. E beh, insomma, per una realtà piccola come la nostra credo che sia un bel auspicio. Grazie, mi sono dilungato troppo.